noi avremo amplieremo ancora di più lo spettro della nostra visione, no? Siamo partiti dall'ambiente in senso classico, l'abbiamo già aumentata questa analisi, questa consapevolezza maggiormente nel corso delle 34 puntate di quest'anno, e il prossimo anno lo faremo ulteriormente. Un viaggio lungo 34 puntate e già si pensa alla prossima stagione. Ecovisioni riparte a ottobre ed è tempo di bilanci per un'annata che ha visto espandere il dibattito sempre più attuale. Dopo le parole della sostenibilità che hanno caratterizzato la prima serie del programma e alle quali Andrea Ferrazzi ha dedicato un libro realizzato in collaborazione con Media Nord-Est, quest'anno il percorso di Ecovisioni è stato quanto mai variegato, tenendo fermo il totem che ci caratterizza, racconto dei problemi e sguardo alle soluzioni. Abbiamo attraversato un sacco di temi, lanciato un sacco di messaggi, approfondito un sacco di questioni, anticipato anche un po' di cose che poi sono emerse nel corso dei mesi successivi. Ci siamo confrontati con un sacco di persone, donne e uomini di livello locale, nazionale, internazionale, con uno sguardo sempre che guarda avanti, soprattutto, che pensa al futuro, ma molto radicato nel territorio, perché noi amiamo proprio la nostra terra, la nostra gente, il nostro Veneto, e amiamo i progetti che nascono da qui, ma proprio per il bene del nostro territorio sappiamo che non dobbiamo chiuderci, abbassare lo sguardo solo nel territorio, ma guardare avanti, guardare quello che sta succedendo nel mondo, i grandi cambiamenti che sono in corso. Esperti, imprenditori, scienziati, giornalisti, giovani, dal dissesto idrogeologico alla COP29, dall'automotive alla geopolitica, dalle terre rare al processo PFAS, dall'economia alla transizione digitale. Tutto questo mentre l'Europa e il mondo cambiavano assetto, con i nuovi USA di Trump a sconvolgere gli equilibri internazionali. L'obiettivo? Andare oltre la semplice definizione di ambiente e guardare i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Quando noi parliamo di ambiente non intendiamo solamente la visione dell'ambiente verde, bucolica, eccetera, ma l'ambiente nel quale viviamo. Quindi parliamo anche di lotta alla povertà. Parliamo di un lavoro che deve essere un diritto, ma che deve essere un diritto che sia esercitabile da tutti. Parliamo anche di retribuzioni che devono essere il minimo indispensabile per poter vivere dignitosamente, cosa che non sta più avvenendo. Parliamo del diritto di avere una sanità pubblica. E allora, Ecovisioni stagione 2025-2026 è già in cantiere, con nuovi ospiti e nuovi sguardi. Persone che verranno dal mondo dello studio, della ricerca, dell'economia, dal mondo della lotta contro la povertà, contro la fame, dei professori universitari che anche a livello, appunto universitario si occupano di sanità, di come migliorare la qualità e i servizi nei confronti delle persone.